Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo in diretta straordinaria anche per questo sabato pomeriggio per darvi conto di tutte le novità sul fronte dell'emergenza coronavirus. Comincerei dai dati, dopo li rivediamo con maggiore attenzione, maggiore cura, ma sono appena arrivati dalla regione con azienda zero. Il secondo report di giornata parla di 5 nuovi casi, quindi il trend è di assoluta diminuzione. Per quanto concerne i decessi invece se ne registrano 2, nessun decesso nelle strutture territoriali. Quindi si riconferma il trend di questi giorni e dell'intera settimana, lo stesso trend che 2 sere fa aveva portato il bollettino a quota zero. Questa quindi la situazione sul fronte sanitario. C'è poi quella amministrativa, politica, con l'ordinanza che dovrebbe uscire a minuti in maniera ufficiale della Regione del Veneto. Ordinanza che è stata illustrata nel dettaglio nel consueto punto stampa di oggi dal Presidente della Regione Luca Zaia. Che cosa si aprirà lunedì? Lunedì si apriranno i noleggi pubblici e privati di auto, potranno tornare a lavorare gli informatori scientifici del farmaco. Non solo, saranno aperte da lunedì le aree gioco per bambini ovunque, nei parchi pubblici, nei luoghi privati, commerciali e nelle strutture ricettive. Le amministrazioni comunali però potranno decidere date di avvio successive, se necessarie, per mettersi a norma con la sanificazione. Sembra facile, ma sanificare un parco giochi non è impresa da poco, soprattutto se i parchi giochi sono tanti, sono disseminati sul territorio, soprattutto se i comuni sono di piccole dimensioni. Zaia ha anche risposto alle preoccupazioni per l'appunto delle amministrazioni comunali sui costi di questa sanificazione che deve essere di fatto quotidiana. Zaia ha detto: basta uno spruzzo a base alcolica, non serve lucidare il parco giochi. Resta il fatto che tanti primi cittadini sono abbastanza preoccupati, nonostante possa sembrare una cosa da poco, non lo è affatto. Apriranno anche lunedì i circoli culturali e ricreativi, riprenderà la formazione professionale. È stata sbloccata quindi tutta l'attività degli istituti di formazione di ogni ordine e grado. L'attività formativa però che non è possibile a distanza, quindi dove è possibile l'attività formativa online continuerà a esistere. Non sarà possibile invece per quanto concerne i laboratori, il tutoraggio, gli esami finali e i colloqui per l'orientamento. Quindi c'è questa luce anche per il mondo della formazione professionale che in questi 3 mesi ha sofferto parecchio. Si potranno aprire i parchi di divertimento su tutto il territorio regionale, parchi di divertimento tematici acquatici. Lo stesso Zaia ha portato l'esempio di Caneva World a Bussolengo o di Gardaland, i grandi parchi di divertimento del Veronese che danno da lavoro a migliaia di persone. Potranno tornare da lunedì a esercitare le guide turistiche e le varie professioni della montagna. Per i centri estivi bisognerà attendere il 1° giugno, questo il risultato della conferenza Stato-Regioni, ma poi su questo punto specifico ritorneremo. Per le discoteche, i locali notturni e quant'altro bisognerà attendere i primi giorni di giugno. Di fatto Zaia ha detto che comunque dal 15 di giugno ci sarà con ogni probabilità il liberi tutti, e c'è una polemica a margine, una
prima forte polemica di natura sanitaria che in queste ultime 24 ore ha visto contrapposti due pezzi da 90 della sanità veneta. Da un lato Andrea Crisanti, il primario del laboratorio di microbiologia di Padova, il padre del modello Vo, per intenderci, il precursore dei tamponi a tappeto, e Francesca Russo, capo del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. I due si sono lanciati dichiarazioni al fulmicotone a distanza, soprattutto Crisanti nei confronti della Russo. Quindi diciamo che anche qui è una guerra, è stata già battezzata da qualcuno come la guerra dei tamponi. Zaia sta facendo un po' da pacere, ma su questo ritorneremo nel corso anche dei nostri telegiornali. Questa è un po' la situazione, è il panorama aggiornato alle 17:35 di questo sabato pomeriggio. Ovviamente è stata una settimana, ci stiamo lasciando alle spalle una settimana molto complessa, fatta di tanti passaggi, di tante storie anche di impresa, perché molte attività sono ritornate ad aprire i battenti da lunedì, i negozi di abbigliamento, quelli dei servizi per la persona, parrucchieri, estetiste e quant'altro. Per fare il punto di questa prima settimana della fase 2 bis, così è stata ribattezzata da più parti, siamo collegati con il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso e presidente di Union Camere del Veneto, Mario Pozza. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Che settimana è stata quella che ci stiamo lasciando alle spalle? Ma direi che è stata una settimana importante perché siamo ripartiti, non tutte le attività, però gran parte delle attività, soprattutto quelle legate al benessere, se così vogliamo chiamarle, i parrucchieri, le parrucchiere, le estetiste, che effettivamente tutti quanti noi ne avevamo bisogno. Sono ripartiti i bar, le ristorazioni, non tutti hanno aperto ovviamente perché le regole sono state date alla domenica sera e di conseguenza non c'erano i tempi tecnici per poterci sistemare. Comunque, insomma, dai, siamo ripartiti. Adesso vedremo nei prossimi giorni se questa ripartenza è una ripartenza, direi, lenta oppure una ripartenza che fa pensare a una ripresa. Ecco, il centro studi della Camera di Commercio di Belluno Treviso proprio nei giorni scorsi ha diffuso i dati trimestrali relativi appunto al trimestre gennaio-marzo, quindi non era ricompreso nemmeno l'aprile nero, e i dati sono drammatici, è inutile anche dirlo, un tonfo del 10% per quanto riguarda la produzione, il manifatturiero, un meno 10% è tantissimo, Presidente. È tanto sì, perché purtroppo noi abbiamo avuto distretti importanti chiusi, lo Sport System chiuso completamente, non c'è stata possibilità di deroga, e il settore mobile lo stesso, sono due distretti importantissimi per la nostra provincia e di conseguenza ha pesato molto questo. A differenza di Belluno, che l'occhialeria ha sempre potuto lavorare, abbiamo avuto dei numeri migliori rispetto a Belluno, quindi questo risultato era da aspettarselo. Quello che però non sappiamo è cosa sarà nel prossimo trimestre, perché ci manca proprio il mese di aprile, che è un mese molto importante, perché ovviamente legato al settore della moda, quindi la rifornitura di negozi da parte delle imprese è venuta a mancare, quindi sarà ancora molto molto più pesante. E lo stesso il settore del mobile, perché ovviamente l'estate è la stagione dei matrimoni, quindi chi si sposa si compra, non tutti vanno dalle ditte svedesi, tanti hanno ancora la voglia di avere un prodotto italiano, un prodotto di qualità, e sappiamo che il distretto del mobile trevigiano è uno dei più importanti d'Italia. Certo, quindi tutte produzioni che in qualche modo rappresentano l'eccellenza del sistema trevigiano, del sistema bellunese, del sistema veneto in generale. Ci sarà una ripresa? Lei cosa prevede?
cosa prevedono anche le statistiche di Unioncamere e della Camera di Commercio? Ma noi abbiamo fatto un'indagine su 2000 imprese. Per quanto riguarda l'area trevigiana bellunese, all'incirca sono state 500 le aziende che sono state intervistate. Non c'è certamente ottimismo, ma bensì c'è la consapevolezza che purtroppo saranno mesi difficili, purtroppo il governo non ha pianificato una politica di investimenti in prospettiva, ma bensì ha fatto delle politiche più così si può dire a pioggia nel dare un po' di denaro da una parte e dall'altra. Dovrebbe aver invece impostato una politica di rilancio. Tutti quanti ci aspettavamo per il mese, cioè con il decreto di aprile che poi è arrivato a fine maggio, un rilancio, una forte iniezione di denaro, una forte iniezione di fiducia, ma purtroppo dobbiamo essere realisti. Il distretto, cioè aiutare, non so, con il bonus per aiutare l'acquisto di biciclette, certamente aiuterà i produttori di biciclette, ma non è un distretto talmente importante da poter far rilanciare una realtà come il Veneto, che insomma siamo sempre la seconda economia del paese. Proprio ieri abbiamo presentato i dati del sistema del nord, 40% oltre del PIL è fatto da queste regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. C'è effettivamente un disagio, in quanto che il governo non ha capito e non comprende la potenzialità che potrebbe avere anche il sistema camerale per aiutare le imprese nelle esportazioni, e purtroppo ci troviamo con una politica quotidiana, ma non una politica di investimenti come ha bisogno l'impresa, come ha bisogno l'imprenditore. L'imprenditore fa investimenti se c'è certezza nei provvedimenti. E allora, se sommiamo a questo, assieme alla burocrazia, difficoltà del credito, consumi contratti, essere ottimisti è difficile, sebenché l'imprenditore dovrebbe esserlo sempre per natura. Certo, perché senza la fiducia fare impresa è impossibile, è proprio ontologicamente un'altra cosa rispetto al fare impresa. Vorrei aggiornare i telespettatori sul fatto che è uscita ora l'ordinanza regionale del governatore Zaia, la vediamo: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ulteriori disposizioni. L'ordinanza è la numero 50 del 23 maggio 2020 ed elenca in maniera molto puntuale le aperture che abbiamo in qualche modo visto velocemente in apertura. Presidente, questo è un ulteriore passaggio verso l'apertura totale. Mancano ancora delle tessere al puzzle, però di fatto ci siamo. Se non ci sono passi falsi, se non ci sono ricadute, questa è la strada tracciata, riapertura. Beh, sicuramente andiamo più verso una normalità, però resta sempre il problema che tanti dipendenti delle imprese devono ancora ricevere la cassa integrazione e quindi la capacità di spesa delle famiglie è molto contenuta. Se non c'è la possibilità di spendere, ovviamente è inutile aprire i negozi, aprire le attività. Bisogna che ci siano subito da parte dell'INPS i provvedimenti per saldare i mesi che devono ancora prendere. C'è gente che deve ancora prendere lo stipendio da febbraio, da marzo. Come fanno a vivere, come fanno a spendere? Bene venga quindi le aperture, però parallelamente ci deve essere quanto prima il provvedimento da parte dell'INPS. Il governo l'ha promesso, Conte ogni volta lo promette e chiede scusa, però nei fatti non abbiamo ancora visto in sostanza miglioramenti. Hanno detto che hanno snellito la burocrazia, per carità. Vediamo se dopo è colpa della burocrazia o è colpa dei canali o della rete informatica che non è in grado di sostenere le richieste. Un'altra farsa è stata quella del contributo alle imprese per acquistare attrezzature per mettere in sicurezza le proprie aziende. Nel giro di 1 minuto e qualche secondo sono stati consumati tutte le risorse, quindi creiamo anche delle aspettative che sono veramente direi poco serie in un paese come il nostro, che è un paese che piaccia o no, siamo sempre la seconda economia dell'Europa. Dovremmo avere una classe politica e un governo all'altezza delle proprie imprese, delle aspettative che un paese come questo deve avere. Altrimenti poi facciamo sempre i confronti con la Germania, con la Francia, ma la colpa è nostra.
confronti che risultano sempre impietosi, quasi sempre. A proposito di Germania, le nostre imprese, soprattutto quelle turistiche, aspettano con ansia i turisti tedeschi, i turisti della Mitteleuropa. Oggi il governo austriaco poche ore fa ha detto che le frontiere sono aperte per i turisti tedeschi che volessero per l'appunto raggiungere l'Italia. Questa è una buona notizia per il comparto turistico, o no, Presidente? È buona perché noi abbiamo un turismo molto importante che è il turismo di lingua tedesca. Le nostre spiagge, per citarne qualcuna, da Bibione al Cavallino, il 60-70% dei nostri turisti sono turisti di lingua che vengono da Germania o dall'Austria. Sono turisti tra l'altro affezionati al nostro territorio, a loro piace venire in Italia, piace andare nel lago di Garda e quindi direi che questa è una notizia positiva. Adesso è da capire se questa quarantena è da fare, non è da fare. Ecco, sono questi i provvedimenti che devono dare la certezza perché chi si muove affronta un viaggio e poi non venga qui, si trova magari costretto a essere chiuso in casa, a non muoversi o lo stesso quando ritorna nel proprio paese. Sono questi elementi che devono essere chiariti. Ecco Presidente, perché se da un lato c'è l'apertura dell'Austria, perlomeno ai turisti tedeschi, con annessa polemica molto forte tra Provincia Autonoma di Bolzano e governo austriaco, quasi inedita come protesta, dall'altro c'è la Slovenia che ieri ha rafforzato i controlli della polizia ai confini, dichiarando l'Italia paese non sicuro. Le chiedo, c'è una guerra in corso sui flussi turistici in vista di un'estate che si preannuncia magra un po' per tutti? Ma direi che questa guerra adesso la vediamo ancora maggiormente rispetto agli anni trascorsi. Noi abbiamo una concorrenza molto serrata da parte dei paesi rivieraschi, se così vogliamo chiamarlo, dalla Slovenia alla Croazia, all'Albania, paesi emergenti del turismo, perché loro hanno costi molto inferiori rispetto ovviamente ai costi che abbiamo noi della manodopera in Italia. Noi abbiamo regole molto più severe per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, cioè quando tu vai in un ristorante italiano sai che c'è tutto un processo che garantisce il consumatore, e lì insomma siamo ancora nell'incertezza. Dovremo quindi competere con cosa? Con ovviamente delle imprese tra virgolette che hanno minori obblighi e minori costi di gestione e riescono questi qui a farti più concorrenza ovviamente perché poi noi sappiamo che rispetto a loro abbiamo la possibilità di presentare le nostre belle città d'arte, la nostra cultura, il nostro bel vivere, la nostra cucina, che questo è l'elemento che fa pesare molto e noi dobbiamo molto investire su questo, e la nostra sanità, perché bene o male insomma il Veneto si è dimostrato nella gestione del Covid una delle regioni più capaci nell'affrontarlo, ma anche prima del Covid insomma noi avevamo e abbiamo ancora tuttora un turismo medico che viene da tutta Italia, perciò è riconosciuto insomma i nostri ospedali e i nostri medici, c'è una professionalità, una competenza che ha standard molto alti e c'è riconosciuto su questo. Dobbiamo spendere in questo, far capire che chi viene qua ha questi elementi più: sicurezza alimentare, sicurezza sanitaria, sicurezza quindi nelle strade, tranquillità e serenità, come abbiamo fatto gli anni scorsi. Ancora di più dovremo spenderci su questo. Tra l'altro lei dice bene, turismo medico, c'è un comparto simile che è il turismo del benessere, il turismo termale, che probabilmente è quello maggiormente in ginocchio. Sì. Ecco, qui cosa si potrebbe fare per rilanciare anche il distretto termale? Glielo chiedo in qualità di presidente di Unioncamere del Veneto. Dal Padovano stanno arrivando grida d'allarme fortissime da questo punto di vista.
Beh, innanzitutto abbiamo il più grosso centro termale d'Europa. Non c'è in Europa un centro termale come quello che è tra Abano, Montegrotto Terme e tutta quell'area lì. È un'area importantissima, conosciuta in tutta Europa, bisogna investire molto, sostenerlo molto, perché come dicevo prima, la garanzia che noi possiamo dare, la qualità, la professionalità, possiamo metterla in campo, ma già era un comparto che stava soffrendo, adesso soffrirà ancora di più. Ci vogliono provvedimenti ad hoc, e uno dei provvedimenti ad hoc che poteva essere e che può essere ancora potenzialmente, direi un'arma di ancora un ulteriore elemento in più è quello delle zone rosse. Padova rientra in quelle zone rosse, quindi ci possono essere delle risorse aggiuntive per sostenere questo comparto, perché è strategico per un'economia come la nostra, ma soprattutto per il sistema paese. Noi non possiamo assolutamente perdere il comparto turistico termale, perché come dicevo conta molto. Certo, c'è un intero territorio, Abano, Montegrotto, Battaglia, Galzegnano, che ruota intorno a queste strutture che tra l'altro sono strutture alberghiere di primo ordine, anche di grosse dimensioni, che hanno determinati costi, quindi è un sistema molto complesso. Molto... E poi siamo in una zona bellissima, le colline lì sono stupende, e quindi anche dal punto di vista turistico uno non va solo a farsi le terme, ma attorno a Arqua Petrarca, tutti quei paesi lì che sono belli, si trovano belle trattorie, quindi bisogna spendere molto nella promozione. Questo credo sia uno degli elementi che ci farà vincere questa sfida e questa competizione con la Slovenia, con i paesi confinanti, insomma rivieraschi, come dicevo prima. Dobbiamo far capire alla gente che quando viene qua ha queste opportunità. Negli altri paesi non hanno il 70% del patrimonio artistico-culturale che abbiamo noi. La Cappella degli Scrovegni non la trovi da tutte le parti, no. Le nostre ville palladiane, potremmo fare un elenco, star qui tutta la serata per dire quante eccellenze e quante bellezze ci sono. Bisogna rimetterle in circolo, bisogna farle conoscere e soprattutto bisogna aumentare la nostra professionalità. Assolutamente d'accordo, e non potrebbe essere altrimenti. Presidente, se può restare ancora per qualche minuto, per qualche attimo collegato, vorrei vedere con lei l'intervento, il videomessaggio del Presidente Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Vediamo Mattarella. A 28 anni dalla strage di Capaci, invio un saluto caloroso a tutti i giovani delle scuole coinvolti nel progetto La nave della legalità, che ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e con loro Francesca Morvillo e gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Rocco Di Cillo, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina. I due attentati di quel 1992 segnarono il punto più alto della sfida della mafia nei confronti dello Stato e colpirono magistrati di grande prestigio e professionalità, che con coraggio e con determinazione gli avevano inferto colpi durissimi, svelandone organizzazione, legami, attività illecite. I mafiosi, nel progettare l'assassino dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo, quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale non avevano previsto che l'insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati sarebbero sopravvissuti rafforzandosi oltre la loro morte, diffondendosi, trasmettendo aspirazione di libertà dal crimine, radicandosi nella coscienza e nell'affetto delle tante persone oneste. La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell'ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato, caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione,
provocando volontà di giustizia e di legalità. I giovani sono stati tra i primi a comprendere il senso del sacrificio di Falcone e di Borsellino e ne sono divenuti i depositari, in qualche modo anche gli eredi. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a queste figure esemplari e si appassionano alla loro opera e alla dedizione alla giustizia che hanno manifestato. Cari ragazzi, il significato della vostra partecipazione in questa giornata è il passaggio a voi del loro testimone. Siate fieri del loro esempio e ricordatelo sempre. Ecco Presidente, Falcone e Borsellino luci nelle tenebre, così Mattarella in occasione della strage di Capaci, perché ho voluto vedere assieme a lei questo bel messaggio del Capo dello Stato, messaggio doveroso, istituzionale, ma molto accorato e empatico, perché c'è un allarme infiltrazioni mafiose, criminalità organizzate in Veneto, c'è allarme attorno al tema dell'accesso al credito delle imprese, soprattutto di quelle più piccole che sono strangolate nei debiti. I vari prefetti in queste settimane hanno lanciato degli allarmi molto seri da questo punto di vista, lo stesso Viminale. Ecco, chiedo a lei cosa si può fare per scongiurare il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico produttivo del nord-est, che già non è esente di per sé dal fenomeno. Ma guardi, noi stiamo già lavorando da parecchi anni con le scuole proprio per seminare il germe della legalità, anche se non ce n'è bisogno, nel senso che la legalità qui c'è e sappiamo anche che è un territorio che ha gli anticorpi per respingerla. Però indubbiamente con una crisi come questa l'attacco sicuramente c'è perché è un territorio appetibile, perché ci sono tante imprese che possono andare in crisi e che entreranno in crisi per la carenza di liquidità. Allora qui come si può fare? Che lo Stato quanto prima sorvegli l'operato delle banche, metta tutte le condizioni quindi dal punto di vista normativo a posto, in modo tale che vengano concessi quanto prima i famosi prestiti per poter continuare le attività, per poter reagire a questa crisi, altrimenti sicuramente cadremo nelle mani dei loschi, dei mafiosi. Noi come sistema camerale collaboriamo con le istituzioni perché come voi sapete il sistema camerale ha tutte le informazioni per quanto riguarda un'impresa, nasce nelle camere di commercio e finché muore ci sono tutti i dati, chi sono i proprietari, i passaggi di proprietà, abbiamo tutti gli elementi, i bilanci, per cui noi siamo forti su questo, siamo una delle poche istituzioni al mondo che abbiamo una banca dati come ce l'abbiamo noi, che tanto è vero abbiamo fatto scuola e abbiamo in certi paesi hanno adottato il nostro sistema e siamo andati a noi a mettere in campo il sistema proprio di questo tipo. Bisogna che però lo Stato faccia la sua parte, perché altrimenti si può predicare sicuramente e lanciare appelli alla legalità, ma bisogna rispondere con i fatti. I fatti devono esserci, non devono esserci chiacchiere, e che purtroppo stiamo vedendo che in questo momento di difficoltà gravissima non abbiamo le risposte che noi ci aspettavamo. Assolutamente, tant'è vero che ieri il sistema del Nord unanimemente l'ha detto chiaramente: se qui non c'è un intervento serio da parte dello Stato, tra qualche mese avremo una crisi che quello che noi stiamo vedendo adesso non è niente in confronto. Ci sono veramente preoccupazioni da parte degli operatori, soprattutto da parte delle istituzioni, bisogna prepararsi al peggio perché purtroppo dico, sono fondamentali questi aiuti, ma sono fondamentali non perché abbiamo voglia di avere o vogliamo sfruttare il momento e l'occasione, assolutamente no, perché dobbiamo pagare lo stesso le materie prime molto più care rispetto agli altri paesi, dalla corrente elettrica agli idrocarburi, le materie prime noi non le abbiamo, siamo un paese di trasformatori. E quindi tutti questi elementi vanno a pesare, una concorrenza sferrata, una burocrazia che costa per le imprese che non si ha idea, lo dico sempre, ormai il virus del Covid ha perso potenza, ma ha preso una potenza tale il virus della burocrazia che noi non ci rendiamo conto quanto in una piccola impresa incida, e questo sarà la morte del sistema economico.
Presidente, messaggio forte e chiaro, la ringrazio per questo suo intervento. Ci teniamo come al solito aggiornati sull'evoluzione delle nostre attività economiche e commerciali, perché sono giorni, settimane che vanno vissuti ora per ora, non ci sono tante certezze, quindi dobbiamo sempre avere un po' la temperatura di quello che sta succedendo. La ringrazio, buon lavoro a Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso e Union Camere del Veneto. Buonasera, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. E chiudiamo questa parte di diretta straordinaria con il primo sabato di normalità in Veneto. Siamo stati, la redazione di Bassano è stata in centro proprio a Bassano. Vediamo. Prima apertura, primo weekend turistico qui a Bassano, una cittadina vocata al turismo dopo l'apertura del 18. Ecco, voi da dove venite? Dalla provincia di Rovigo, Castelmassa, zona di confine tra province di Verona, Mantova e Ferrara. E non abbiamo la gamba per arrivare fino qua e niente, siamo portati con l'auto a circa 10-12 km di distanza. Adesso visitiamo Bassano e Marostica. Voi da dove siete? Da Cogollo del Cencio. E avete scelto Bassano come meta turistica oggi? Sì, siamo passati e adesso torniamo ancora per il ponte. La Madonna della Salute a San Zenone di Asilini. Abbiamo acceso una candela. Insomma, fra la devozione alla Madonna, la tanta voglia di bar e di shopping al mercato, oggi Bassano si presentava con una parvenza di ritrovata normalità. Tuttavia, poco distanziamento sociale, nessun guanto indossato per toccare la merce esposta, come hanno notato anche i giovani volontari di protezione civile. Un mercato pieno di gente, turisti doverosamente veneti che ci hanno detto di amare molto Bassano, 2 motociclisti da Verona e altri dalla provincia di Padova. E c'è chi si saluta da lontano riconoscendosi da sotto la mascherina. Anche gli artisti di strada oggi sono tornati ad esibirsi, mai così apprezzati come adesso per quel quadretto di vita che inconsapevoli hanno regalato al primo weekend di apertura. E allora non ci resta che unirci anche noi a questo brindisi, sperando davvero che il coronavirus resti soltanto un ricordo da dimenticare in fretta. In ultima battuta vi ricordo i dati del contagio. Abbiamo già il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero dalle 8 di questa mattina alle 17, 5 nuovi casi di contagio, 1 a Treviso, 1 a Verona, 2 a Vicenza, un altro c'è un'assegnazione in corso, 5 nuovi casi, quindi un dato che resta comunque basso. Abbiamo due decessi, uno all'ospedale di Sant'Orso, quindi nel Vicentino, l'altro invece in azienda ospedaliera a Padova. Nelle strutture territoriali mi pare che non ci sia, come vi ho detto prima, nessun decesso. È tutto al momento, vi lascio alla parola del Signore. Alle 18:30 ci ritroviamo per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buon proseguimento.